immagini. Allora, rieccoci a Primus Inter Pares, consueto appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo sulla pagina Facebook dove potete scrivere e fare delle domande, ospite il professor Carlo Riccardo Rossi, direttore della chirurgia oncologica melanomi e sarcomi dello IOV, abbiamo parlato di melanomi, però dobbiamo ancora dire qualcosa in merito appunto perché lì non viene chiamato il paziente come in altri tipi di malattie. A caso me lo stavo spiegando durante la pubblicità, se vuole ripeterlo, era molto importante quello che mi stava dicendo. La gente può chiedersi, ma perché non facciamo uno screening del melanoma come lo si fa per il cancro della mammella, visto che si vede il melanoma? Ecco perché non è stato dimostrato finora che in termini di costi-benefici, essendo il melanoma un tumore ancora relativamente raro, nel senso che in confronto al cancro della mammella incide 4 volte meno il melanoma, anche se sono 30 nuovi casi per 100.000, però non è ancora giustificato in termini economici lo screening di massa. Allora si consiglia alla popolazione di autoselezionarsi. Cosa significa questo? Che se uno ha avuto già il melanoma, se uno ha avuto un familiare di primo grado che ha il melanoma, se uno ha tanti nei, se uno ha la pelle di un certo tipo, come abbiamo detto prima, no? La pelle molto chiara, c'è una gradazione per valutare proprio il fototipo, si chiama, no? Dall'albino alla persona di colore. Quindi c'è una serie di valutazioni che si possono fare molto semplici. Avevo portato una slide in questo senso che mostrava proprio i diversi tipi di pelle. L'abbiamo già vista? No, non l'abbiamo vista. Se ne abbiamo un'altra, chiedo a Marco e Claudio, perché le abbiamo visto poc'anzi appunto le slide e non essendo noi... Eccola qui, guarda, perfetto. Questi bravissimo. sono i fototipi che noi troviamo nella popolazione della nostra regione, no? Non troviamo generalmente i gialli, non troviamo generalmente i neri, li troviamo ovviamente, ma sono quelli che si proteggono di più e quindi sviluppano meno il melanoma. Certo. Come vedete la prima immagine a sinistra, guardando, è il fototipo chiaro, quello che dicevo prima, capelli rossi, lentigini, eccetera. L'ultimo è, diciamo, il fototipo di quarto livello, che è il soggetto con i capelli scuri, la pelle olivastra. Sembra più mulata. Eccetera. Ecco, diciamo più un pochino. Infatti il melanoma in meridione è meno incidente rispetto al settentrione. In effetti quello che dicevo, a Torino è la città che ha più alto proprio i numeri di quelli che hanno questo tipo di tumore. Ma anche la nostra regione, anche il Friuli Venezia Giulia, perché? Perché noi abbiamo dei ceppi di popolazione di origine celtica, che sono abbastanza diffusi. Abbiamo il 5-8% della popolazione che ha queste caratteristiche di cui parlavo prima. E quindi sicuramente credo che sia giusto, come dicevamo prima della pubblicità, e ora nella conclusione, nel parlare di melanomi, di fare molta attenzione, di salvaguardare il proprio fisico per quanto riguarda questo tumore. E di capire se si è a rischio. E di capire se sia a rischio. Il modo per capirlo è guardarsi la pelle e sapere della nostra storia. Esatto, questo è molto importante perché la storia è poi quella che certo, dà tanti responsi. Allora andiamo invece a parlare di sarcomi, andiamo a vedere prima il servizio e poi ne parliamo col professor Riccardo Rossi, vediamo. I sarcomi sono i tumori che si sviluppano nei tessuti molli, muscoli, tendini, nervi, vasi sanguigni e linfatici, cartilagini e tessuto adiposo. Si tratta di una grossa categoria di tumori per lo più rari e al loro interno ci sono almeno 50 sottotipi diversi, dato questo che rende complesso stilare delle vere e proprie casistiche. Rappresentano comunque circa l'1% delle neoplasie dell'adulto, con una leggera prevalenza nel sesso maschile. L'incidenza varia con l'età. Dopo un primo picco nell'età pediatrica segue una stabilizzazione e un progressivo innalzamento a partire dai 20 anni, fino a raggiungere il picco massimo dopo i 60 anni. Negli adulti l'incidenza media nazionale è di circa 5 casi ogni 100.000 abitanti. La parte più interessata sono gli arti. In questo caso i sintomi possono essere molto diversi tra di loro. Solitamente il paziente avverte una sorta di tumefazione che causa dolore. Nel caso dell'addome o del torace invece si avverte la difficoltà a respirare o a deglutire. La cura del sarcoma prevede di solito una combinazione di più trattamenti, tra cui chirurgia, radioterapia e chemioterapia. Negli anni è sensibilmente aumentata la possibilità di curare queste malattie, tanto che i dati emessi dall'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro dicono che oggi, con una diagnosi tempestiva, la sopravvivenza a 5 anni supera il 90% dei casi.
Tutto giusto, ovviamente sono i dati della regione, sono del 2015 perché devono essere ancora aggiornati, sono passati già 3 anni, 4 anni e non sono ancora stati aggiornati. Tutto giusto, professore? Sì, è tutto giusto. Quello che non è stato detto e che va detto è che purtroppo ancora molto spesso questi tumori sono maltrattati all'inizio perché essendo rari sono poco conosciuti. Sono poco conosciuti sia dalla popolazione che non sa che cos'è un sarcoma, sia, e quindi non lo riconosce nelle sue fasi iniziali, sia dai medici che vedendone uno o due nella loro vita professionale non si accorgono che questo è un tumore potenzialmente aggressivo e molto cattivo e quindi pensano sia un tumore benigno, il famoso gnocco, no? Che viene inviato a un chirurgo che non si occupa di sarcomi. Questo lo toglie come nacisti e ha già fatto il primo danno, perché circa... Guardi, abbiamo già, guardi la foto, dottore, ci può essere di aiuto? Sì, questa foto ci dice che cos'è un sarcoma. L'85% dei sarcomi si vede quando nasce, perché nasce in qualche parte del corpo, vedete il capocollo, il tronco, gli arti, dopo ce ne sono anche di quelli che nascono dentro e che quindi è più difficile riconoscere. Però ci sono molti sarcomi che si potrebbero riconoscere fin dall'inizio e questi sarcomi dovrebbero essere inviati a un centro di riferimento, cosa che non avviene. Il 40% dei sarcomi a tutt'oggi è maltrattato all'inizio e questo comporta poi un peggioramento della prognosi del paziente. Aumentano le probabilità di recidiva locale e e diminuisce la possibilità di questi pazienti di sopravvivere. Quindi ce n'è una fetta di questi pazienti che se fossero trattati bene Ma mi all'inizio... scusi, lei mi sta dicendo che il medico di base sbaglia? Non è che sbaglia, Perché è che... se dà e va e arriva il primo che fa, come diceva lei prima, mi corregga se dico qualche inesattezza, lo porta via e già fa il primo danno, vuol dire che commettono degli errori e non sono a conoscenza, dovrebbero saperlo prima loro che il paziente, questo me le dico. Allora, Perché se vengo da lei, mi scusi se la interrompo professore, lei mi dice sì e questo è un sarcoma, ma se vado, come aveva detto poc'anzi lei, da un medico di base che poi mi manda da un altro che me lo toglie e se non me lo dice lui, di chi devo fidarmi? no, non è questione, è che noi dobbiamo fare una campagna di informazione che non è solo per la popolazione, ma è anche per i medici. Anche i medici E questo che stessi, stavo dicendo. anche i medici stessi bisogna che si rendano conto che quando un famoso gnocco che viene presentato ha caratteristiche superiori ai 4-5 centimetri, ma soprattutto è cresciuto abbastanza velocemente, in quel caso prima si fa un'ecografia e si dice se quel tumore è una cisti, quindi pieno di liquido, o se è solido, e se questo tumore ha certe caratteristiche. Se ha certe caratteristiche che l'ecografista ci dice, bisogna fare al paziente una risonanza magnetica e la risonanza magnetica è in grado di orientarci sia per la corretta biopsia, quindi l'asportazione di un pezzettino, sia poi per dirci qual è la prognosi di questi pazienti, quanto gravi sono questi tumori. Faccio il giornalista, faccio la parte cattiva, però mi viene spontanea la domanda. Lei dice bisogna anche spiegarlo ai medici. È grave questo? I medici dovrebbero saperlo? I medici Cioè, vedono, non sanno, ma dovrebbero i avere medici- i il medici- protocollo per poterlo far bene. Cioè, I medici ovviamente vedono tutta la patologia, quindi la mente umana è assorbita soprattutto dalle cose che vede più frequentemente. In questo caso un medico nei suoi 1500 assistiti ogni giorno è a contatto con le patologie più frequenti. Le patologie rare generalmente vengono viste con più difficoltà, vengono individuate con più difficoltà. questo vario messaggio ai medici. Eccolo là. Se viene, Allora, prego. proprio per puntualizzare questo aspetto, grazie anche al Rotary, bisogna dire in questo caso è un progetto che si chiama SOS Sarcomi Ti Salva la Vita, abbiamo messo in piedi questo progetto che da un lato è rivolto alla popolazione e che avverte appunto la popolazione che se ha qualche cosa che cresce e che assume certe dimensioni va mostrata al medico, ma dall'altro dice al medico guarda che è meglio che questo paziente prima di inviarlo direttamente a un chirurgo che glielo tolga, è meglio che fai degli esami a questo paziente. E questi esami sono semplicemente un'ecografia ed eventualmente una risonanza magnetica. Dopodiché
senza aver fatto niente, nessuna biopsia, nessun maneggiamento chirurgico, il paziente va inviato a un centro di riferimento, perché solo nei centri di riferimento ci sono le competenze per trattare nella maniera giusta questi pazienti. Allora faccio la seconda domanda al giornalista. La prima giustamente ha spiegato perché il medico di base con i 1500 pazienti può passare, però quando va dal chirurgo a toglierlo, e quello dovrebbe capire o no? Perché se fa già il primo danno, Sì. quello dovrebbe capire, professore, che Sì. sarebbe il meglio non toglierlo. Anche il chirurgo è un pochino nella stessa situazione del medico. Il chirurgo generale opera molte appendiciti, ernie, colecisti, stomaci e via discorrendo. Quanti sarcomi vede un chirurgo generale nella sua vita? Il sarcoma è l'1% delle neoplasie, per cui non ha dimestichezza con questo tipo di patologia. Dovrebbe semplicemente avere l'informazione di dire: prima di toccare qualsiasi cosa è meglio che io capisca che cos'è, e allora in questo caso bisogna fare un prelievino, ma il prelievo va fatto in un certo modo. Il chirurgo generale generalmente non è informato su come si deve fare questo prelievo. Allora, ho capito, è stato chiaro anche questo, professore. Allora, mentre nel melanoma abbiamo capito quali sono le cause, ripetiamolo, il sole, le lampade, la pelle e tant'altro, nel sarcoma qual è la causa primaria che fa venire questo tipo di male? Quando parliamo di sarcomi, l'ha detto anche il servizio prima, parliamo di 50 istotipi. C'è anche chi dice 100, ma insomma va bene, dopo il discorso può essere analizzato in un'altra sede. Il problema è che cercare di capire da studi epidemiologici le cause di 50 tipi di tumore diversi che rappresentano l'1% dei tumori, lei capisce è molto difficile, perché non si riesce ad avere le casistiche sufficienti per dire questo fattore è un fattore di rischio, quando sono così poco numerose. Allora, oggi non siamo in grado di dire quali siano le cause sicure, o quantomeno quasi sicure, di sarcoma. C'è stato qualche studio che ha individuato in alcuni prodotti chimici, quindi nei lavoratori di quelle industrie che producevano dei prodotti chimici, la causa del sarcoma del fegato, per dire, che è un sarcoma raro comunque. Però al di fuori di questo non ci sono delle cause predestinate che quindi è meglio evitare per i sarcomi, quelli diciamo che vengono in età pediatrica, sono prevalentemente attribuiti a una malformazione congenita del genoma, quindi a qualche cosa che è inevitabile, uno se lo porta dietro e non sa bene da dove venga, o quantomeno viene dalla sua storia genetica. Ecco, al di fuori di questo quindi non abbiamo niente da fare per la prevenzione primaria del sarcoma, se non evitare appunto alcuni prodotti, ma sono prodotti che possono essere anche presenti in aree molto limitate. Quindi parlare di prevenzione di massa non è possibile. Quello che invece è possibile appunto è informare che se qualcosa che si vede su un arto, sul tronco, nel capocollo cresce, perché è inutile che se io ho lì una cosina di 3 centimetri ed è generalmente un lipoma, quindi un tumore benigno, che è lì da 10 anni, io faccia tanti esami. È inutile far fare tanti esami a uno che ha una cosina che si vede ma che è lì e che è ferma. Ma se sta cosina non è lì ferma, ma è cresciuta in 3-6 mesi, un anno, ed ha superato i 5 centimetri, a quel punto è necessario fare l'esame. Quindi è necessario innescare il meccanismo per cui poi il paziente, se inquadrato correttamente, viene riferito al centro di riferimento. Ecco, diceva prima nel ragionamento che il sarcoma è un tumore, un brutto tumore, diceva. Sì, è un tumore brutto, nel senso che ovviamente anche lì dipende dalle caratteristiche che ha. I sarcomi che sono sopra i 5 centimetri, che hanno una scarsa differenziazione cellulare, quindi sono composti da cellule che sono simili a quelle embrionali, per dire, no? Quindi che sono poco differenziati, che sono profondi,
Ecco, questi sono sarcomi che danno facilmente le metastasi nel 40-50% dei casi. E ovviamente oggi le metastasi possono essere curate anche, però il tumore è già passato in un grado più pericoloso, diciamo così, insomma. Sì, il tumore, il sarcoma con le metastasi oggi purtroppo non, sempre per il motivo che dicevo prima, quindi sono patologie orfane, non ci sono farmaci innovativi oggi a disposizione per il sarcoma che consentano di curare le metastasi efficacemente. Ci sono farmaci, c'è la chemioterapia, c'è la radioterapia che danno dei risultati combinati con la chirurgia. Però se ci sono le metastasi, diciamo, le probabilità di cura sono minori rispetto per esempio al melanoma oggi. Bene, credo che abbiamo parlato quasi di tutto, no? Le chiedo come va lo IOV, professore, va bene nel Veneto? Perché si continua a dire giustamente che la sanità in Veneto è un'eccellenza, adesso speriamo di esserci ancora al mondo, vedere l'ospedale nuovo a Padova, con la burocrazia qui è sempre quel che è, però dicevo, ecco, lo IOV però è una cosa, l'Istituto Oncologico Veneto è riconosciuto come un'eccellenza, ecco. Va tutto bene? Beh, dire che va tutto bene nell'ambito di una struttura sanitaria pubblica è difficile. Io direi che la linea di indirizzo che ha lo IOV, che quindi concentrarsi su quelle che sono in particolare alcune patologie, offrire dei percorsi diagnostico-terapeutici importanti per queste patologie, che sono le patologie che colpiscono poi più frequentemente e con maggior pericolo la popolazione, direi che è una linea di indirizzo corretta e perseguita con determinazione, direi. Da questo punto di vista, quindi direi che lo IOV sta facendo quello che è il suo compito, che è quello di mettere insieme la conoscenza clinica, quindi la multidisciplinarietà, con la ricerca di laboratorio. Ecco, la ricerca come va? Come dicevo all'inizio della trasmissione, dicevano i suoi colleghi che se la ricerca va avanti ovviamente ci vogliono soldi perché la ricerca ha bisogno di finanziamenti e di molti finanziamenti, però se arrivano questi, insomma, la ricerca può aiutare a debellare questo brutto male. Ne è convinto anche lei, professore? Ma io sono convinto che la ricerca in ambito oncologico porta ogni anno, ogni giorno a dei piccoli avanzamenti. Parlavo prima del professor Veronesi che in 10 anni avremo sconfitto il cancro. Ecco, sono passati 10 anni, cosa significa? Significa che in questi ultimi 20 anni noi abbiamo imparato a curare meglio il cancro grazie alla ricerca, quindi a quelle piccole conoscenze che abbiamo accumulato attraverso gli studi clinici. Ogni studio clinico portato a termine comporta un passetto avanti. Faccia conto che, tanto per fare un esempio, per curare il cancro del retto una volta si faceva un'amputazione con il famoso sacchettino che poi veniva abboccato alla parete addominale in una percentuale elevata di pazienti. Oggi quella percentuale è scesa al 3-4%. Perché? Perché si è stato visto che ci sono dei trattamenti combinati che consentono, è stato visto da più studi clinici, che consentono di essere conservativi. No, questo vale anche per il melanoma. Una volta la cura del melanoma consisteva nell'asportazione del melanoma con 5 cm di cute sana intorno. Poi si è passati a curare il melanoma con questo più uno svuotamento linfonodale precauzionale cosiddetto, quindi un intervento che veniva fatto a tutti i pazienti. Oggi non si fa più così, si fa il linfonodo sentinella e si fa lo svuotamento linfonodale solo nei pazienti che hanno le metastasi. Questo perché? Perché gli studi clinici hanno dimostrato che era inutile essere così aggressivi. Il tempo ha migliorato, insomma. Il tempo impiegato bene. E lo studio, ovviamente. Quindi lo studio, le casistiche messe a confronto, eccetera, ci consentono dei piccoli passi avanti. Anche i farmaci innovativi, quelli che abbiamo oggi a disposizione, sono frutto della ricerca. Ma allora li diamo oggi, sicuramente li diamo con un pochino di approssimazione. Perché? Perché probabilmente questi farmaci stessi, che sono più efficaci, lo sono in particolare per un sottogruppo di pazienti. Allora noi dobbiamo capire dalla ricerca qual è il sottogruppo di pazienti che ne beneficia realmente, perché magari quel sottogruppo va curato così, l'altro sottogruppo potrebbe essere curato con un altro farmaco.
Certo. Senta professore, lei è direttore della chirurgia oncologica del melanomi e dei sarcomi dello IOV, ha uno staff, quindi in quanti siete la sua troupe, in quanti siete che lavorano? Noi siamo 6 medici e 2 dermatologi oggi nella mia unità operativa, perché mi occupo anche di melanoma. Presto saremo a 3 dermatologi. Abbiamo, oltre a questo staff medico, ovviamente lo staff paramedico, abbiamo dei data manager che ci consentono di acquisire la casistica e di catalogarla in modo tale da sapere che cosa abbiamo fatto e di capire da quello che abbiamo fatto se è meglio fare in un modo o fare nell'altro. Abbiamo dei biologi che collaborano con noi in modo tale che questi tessuti che noi preleviamo quando facciamo gli interventi poi siano studiati proprio per capire se questo paziente ha un certo tipo di tumore piuttosto che un altro, che caratteristiche biologiche ha questo tumore, per selezionare meglio i pazienti. Questo è lo scopo. I tempi di attesa? I tempi di attesa sono abbastanza rispettati. È chiaro che ci sono delle problematiche, soprattutto per quanto riguarda il melanoma, che stiamo affrontando nell'ambito del progetto Rete Mela. Non so se lei ne abbia sentito parlare, è un progetto che è partito 10 anni fa circa, no, nel 2010, quindi 9 anni fa, che vedeva come coprotagonisti lo IOV e l'ULS a suo tempo 16 e che prevedeva di mettere in rete tutti i dermatologi della ULS 16 con lo IOV, in modo tale che le visite per NEI fossero fatte proprio sul territorio, invece che arrivare tutti allo IOV dove non c'è la possibilità di dare una risposta, certo. In modo da differenziare i livelli. Allo IOV arrivano solo quei soggetti più a rischio, nel territorio restano i soggetti che hanno bisogno magari anche di controlli, ma che non sono particolarmente a rischio. Questo progetto è partito 10 anni fa, ha avuto una buona, un buon rodaggio, ha avuto un impatto sulla popolazione, abbiamo ridotto le visite dall'80% allo IOV al 20% allo IOV e l'80% sul territorio. Adesso necessita di essere un pochino ripreso in mano perché sono cambiate le organizzazioni, le dirigenze, eccetera. E la nostra ambizione è quella di estenderlo non solo all'ULS 16, ex ULS 16, ma a tutta la provincia e anche alla provincia di Rovigo. Abbiamo avuto un finanziamento della Cariparo in questo senso, che ci aiuterà, penso nel giro di un paio d'anni, di rendere omogeneo l'approccio alle lesioni pigmentate della cute, quindi ai NEI, in queste 2 province e speriamo poi a tutta la regione. Insomma. Concludendo questa trasmissione, su una battuta la faccio, lei non andrà in pensione con la carenza di medici che ci sono, insomma lei la rivedremo ospite qui fra tanti anni, quindi ci sarà sempre, ovviamente una battuta che le sto facendo, però è la realtà, perché si continua a leggere che c'è una carenza di medici, una carenza di anestesisti, insomma c'è un po' di problemi. Come mai ci sono così pochi medici, professore? Ma io direi che non è che siano in assoluti pochi medici, sono pochi gli specialisti. O specialisti, meglio, è un concetto perché si punta l'attenzione sul fatto che le università hanno il numero chiuso. È un falso problema questo delle università che hanno il numero chiuso. Il problema è che non sono state date abbastanza borse di studio né dal governo, adesso sembra un pochino di più, né dalla regione, per mettere sul territorio un sufficiente numero di specialisti che poi sono gli anestesisti, i chirurghi, gli ortopedici, che sono quelli che mancano negli ospedali. Allora si è fatto un errore di programmazione, adesso bisogna cercare, e non sta a me dire come farlo, ma comunque bisogna cercare di rimediare. Il fatto che io vada o meno in pensione è un altro discorso. Perché sentivo e leggevo che richiamavano addirittura quelli che sono in pensione, per questo le dicevo questo. Il medico che è in pensione è difficile che si rimetta a fare le guardie o l'ambulatorio. A 65-70 anni questo tipo di servizio lo ha fatto per tanto tempo ed è difficile chiedergli di farlo ancora. Certo. Un medico può, un dirigente, insomma, può nel momento in cui ha 70 anni dire ancora sono utile perché posso dare degli indirizzi, ho l'idea, ho una visione di come dovrebbero andare le cose e cerco di indirizzare quelli che restano dopo di me, diciamo, ecco, li cerco di indirizzare, incanalare certo verso alcuni obiettivi. Quindi lei non vuole rimanere fino a 80-90 anni? No, io non voglio rimanere in sala operatoria fino a 80 anni.
posso essere ancora utile se me lo chiederanno per dare qualche consiglio. Ovviamente stavo scherzando in questo momento in virtù di quello che è uscito, anzi mettiamo che noi nei nostri telegiornali e di quello che si è sentito dalle richieste appunto della sanità Veneto. Va bene, siamo arrivati alla conclusione di questa prima parte di Primus Inter Pares. Professor Carlo Riccardo Rossi, è stato davvero un piacere e soprattutto è stato molto interessante per i nostri telespettatori averlo avuto ospite, e mi auguro che qualcuno e quelli che hanno seguito prenda appunti e magari ci controlli di più per poter evitare o quantomeno, come si dice, Arrivare in tempo. Arrivare in tempo, ecco la parola giusta per questo brutto male. Grazie a lei. Grazie per l'invito e appunto io sono a disposizione, se ci saranno altre occasioni ci vengano. Grazie ancora professor Carlo Riccardo Rossi, ricordo direttore di chirurgia oncologica, melanomi e sarcomi dello IOV. Adesso invece andiamo nella seconda parte di Primus Inter Pares. Dopo la pubblicità ritorniamo a parlare della Basilica per la terza puntata, la penultima, l'ultima sarà la prossima che poi precederà la festa di Sant'Antonio. Questa sera avremo ancora padre Giuliano che ci spiegherà le cupole, davvero qualcosa di straordinario, guardatelo perché sono davvero una cosa molto interessante, e poi invece con padre Paolo inizieremo a parlare dell'interno della chiesa del santo fino ad arrivare appunto al santo, e ci racconterà tutta la parte religiosa della Basilica del Santo. Dunque guardatelo perché è davvero molto molto interessante, e con questo vi auguro una buona notte e vi do appuntamento alla settimana prossima per un'altra puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte.